Federico Caner rimane al suo posto. Il presidente del Veneto, Luca Zaia, lo ha confermato nel ruolo di assessore regionale al turismo, affidandogli anche la delega all'agricoltura nel precedente mandato gestita dal padovano Giuseppe Pan. Niente avvicendamento quindi tra i trevigiani, malgrado le indiscrezioni su un possibile ingresso in giunta dell'ex sindaco di Montebelluna Marzio Favaro o del consigliere riconfermato Alberto Villanova. Malgrado prosegua l'impegno intrapreso 5 anni fa, Caner non nasconde un pizzico di apprensione. È vero che siamo gente di esperienza, però è anche vero che il periodo è un periodo difficile. Tra l'altro anche l'accorpamento di alcune deleghe ha sicuramente appesantito tutti gli assessorati, compreso il mio. So di contare su validi collaboratori e anche della conoscenza del territorio, diciamo, però è ovvio che il tema del Covid mi sta preoccupando non soltanto dal punto di vista turistico, perché la ripresa proprio in questi mesi mette a repentaglio la stagione invernale, soprattutto in montagna, ma non solo, anche nelle città d'arte. 47 anni, eletto consigliere in questa tornata, lascerà il suo posto a un altro uscente, il leghista Giampiero Possamai, con la sfida del nuovo referato, settore che già conosce essendo un imprenditore agricolo. Che comunque è molto collegato al tema del turismo. Tra l'altro nel nostro ultimo piano strategico regionale avevamo proprio inserito la valorizzazione delle attività agricole legate al turismo. È ovvio che l'ho constatato di persona che durante questo periodo, con la mancanza dei turisti, anche l'agricoltura ha sofferto. Pensiamo alla vendita del vino, ma anche di tutti gli altri prodotti tipici locali. A Caneri infine anche la delega alla partecipazione alla conferenza Stato-Regioni. Sempre più diventa quel momento di confronto, se vogliamo quasi di un'attuazione del federalismo, anche se non, diciamo, scritto a livello costituzionale, ma come prassi.